Da Venezia a Padova, a Treviso, lo sciopero per il clima e i cortei degli studenti lungo le strade delle città contro i mutamenti climatici affinché la lotta all'inquinamento venga affrontata subito. Giusto scendere in strada per sensibilizzare sul clima e l'ambiente in pericolo, ve lo chiediamo nel nostro sondaggio di oggi. Condannata a Samane la banda del clamoroso furto dello scorso anno a Palazzo Ducale, per i 5 componenti il Tribunale ha respinto ogni tipo di patteggiamento. Cittadino marocchino a processo per aver picchiato e violentato la moglie anche quando era incinta, voleva che la donna fosse completamente sottomessa a lui e al suo fanatismo religioso. 20 anni fa Cavallino Treporti sceglieva l'indipendenza da Venezia con un referendum da cui oggi non tornerebbe indietro. L'intervista al sindaco Nesti. Ridurre da 94 a 30 i comuni della Marca attraverso le fusioni, come hanno fatto Crespano e Paderno, la ricetta della CGIL per offrire ai cittadini più servizi e far pagare meno tasse. L'esordio di Raier e De Longhi in Serie A per i campioni d'Italia, vittoria risicata nel derby del nord-est contro Trieste. Treviso ritorna nella massima serie, però con una pesante sconfitta contro la corazzata Milano. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione del nostro telegiornale e dunque in primo piano i cortei dei Fridays for Future in tutto il Veneto, nelle piazze delle principali città, gli studenti e soprattutto gli studenti, ma non solo, in strada per chiedere che si intervenga subito per la lotta all'inquinamento e contro i mutamenti climatici. Dicevamo migliaia e migliaia di persone in piazza, nelle varie piazze. Cominciamo a vedere quanto accaduto a Treviso. Cosa mangio, cosa che entra nel mio programma, cosa faccio, L'avevano annunciato e così è stato. La mobilitazione degli studenti trevigiani scesi in piazza per la marcia di Friday for Future ha radunato nel capoluogo della Marca migliaia di studenti che in corteo hanno percorso il centro della città. Circa 6.000, secondo la stima degli organizzatori, sono arrivati da Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto, oltre che dagli istituti cittadini. Appuntamento alle 8:30 in via Roma. Il corteo si è snodato per le vie del centro. In piazza dei Signori i ragazzi sono saliti sullo scalone del Palazzo dei 300, dove hanno appeso uno striscione per chiedere alla Regione Veneto la dichiarazione dell'emergenza climatica. E ad affiancare i giovani che aderiscono al movimento globale della svedese Greta Thunberg anche famiglie, bimbi, anziani. Nel corteo spiccava il cartello "I nonni sono con voi", qualche esponente politico. Cartelli rigorosamente di cartone per dire stop all'inquinamento, alla cementificazione, agli allevamenti intensivi, a tutto ciò che provoca quella coltre di smog che fa della pianura padana una delle aree più inquinate del mondo. Gli studenti protestano affinché l'emergenza climatica diventi una questione da affrontare subito e non da procrastinare all'infinito, e questo chiedono alla politica. Il corteo, che ha invaso il centro di Treviso, ha creato parecchi disagi alla viabilità, con code lungo il put e mezzi rimasti bloccati in attesa che passasse il colorato serpentone di ragazzi. C'è stato anche qualche momento di tensione in via Cornarotta, quando il conducente di un furgone rimasto bloccato ha inveito contro gli studenti cercando di passare. Tutto si è risolto con l'intervento della polizia. Dicevamo le piazze, anche a Venezia ovviamente, anche a Vicenza e poi anche a Padova. Allora sentiamo com'è andata e come sta andando, com'è andata a Padova con la nostra Valentina Visentin che ha seguito il Friday for Future a Padova. Valentina. Buongiorno da Padova, dove è in corso la grande manifestazione per il clima, iniziata questa mattina alle 9:30 dalla stazione. In migliaia stanno marciando lungo le strade della città, tantissimi studenti che hanno lasciato i banchi di scuola stamattina per riversarsi con cartelli e striscioni lungo le principali vie della città. Stanno cercando di bloccare il traffico passando per Porto Milano e poi fino in Prato della Valle. Ovviamente la città è blindata, disagi al traffico, autobus, tram fermi e appunto auto in coda. Una manifestazione riuscita secondo gli organizzatori, che sono davvero in tantissimi lungo le strade di Padova, non solo studenti ma anche tante famiglie e tanti bambini che stanno marciando in città. Sentite le urla, la manifestazione è nel pieno dello svolgimento. Da Padova per il momento è tutto, con la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Insomma, i volti di questa marcia per il clima sono un po' gli stessi anche nelle altre città.
ed è un dibattito quello aperto dal movimento Fridays for Future e dalla giovanissima Greta Thunberg, che fa discutere, fa dibattere, perché ci si chiede serve questo tipo di protesta per cambiare qualcosa. Allora ve lo chiediamo anche noi con il nostro sondaggio di oggi, il sondaggio che parte adesso nel TG delle 12:30 e poi continuerà anche nelle prossime edizioni fino a questa sera. Allora, in marcia per il clima, giusto protestare? E intendendo anche serve protestare, servirà a qualcosa? Allora 0422 162 6691 se per voi è giusto comunque protestare, è giusto scendere in strada. 0422 162 6690 invece se per voi non è giusto protestare, non è giusto scendere in strada, insomma ci sono altri modi per protestare. Questo è quello che vi chiediamo. Ricordatevi come sempre che lo squillo è gratuito e anche se sentirete occupato il vostro squillo sarà stato registrato, quindi il vostro giudizio ci sarà. Dicevamo, questo sondaggio continuerà, quindi continuate a chiamare anche nel corso della giornata, lo rivedremo questo sondaggio nei TG del Veneto, di Venezia e di Treviso e poi vedremo anche l'esito di questo sondaggio. Nel frattempo, a proposito di ambiente, un'operazione del NOE dei Carabinieri che hanno posto sotto sequestro a Loria 250 metri cubi di rifiuti pericolosi stoccati abusivamente, ma anche un muletto, una gru e un'area di 200 metri quadrati. Hanno denunciato 4 persone. L'area apparteneva a un'azienda fallita 3 anni fa e successivamente venduta all'asta e ora in fase di cambio di proprietà. Ad attivare gli investigatori è stata la segnalazione del custode dell'area. Gli attuali rifiuti pericolosi, che erano contenitori di solventi, lana di vetro, parti meccaniche dei veicoli e fusti di olio vuoti, ma anche non pericolosi, ma comunque inquinanti come imballaggi di plastica, sono stati appunto quantificati in circa 250 metri cubi. Il NOE ha identificato gli attuali proprietari degli immobili che hanno gestito i rifiuti senza alcuna autorizzazione assieme a terze persone. Insomma, un'azienda fallita e venduta all'asta era diventata una discarica abusiva che i carabinieri del NOE hanno scoperto, dicevamo, a Loria nel Trevigiano. Adesso la cronaca giudiziaria, a partire dalla decisione del Tribunale, la condanna della banda che, ricorderete, un anno fa a Venezia mise a segno lo storico colpo a Palazzo Ducale. Anna Maria Parisi ci dà i dettagli. Anna Maria. Buongiorno da Venezia, con la condanna è venuta questa mattina con rito abbreviato per la banda autrice del maxi furto a Palazzo Ducale del 3 gennaio dello scorso anno. Doveva scontare 5 anni e 4 mesi Vinko Tomic, ritenuto il capo della banda, e 6 anni Dragan Mladenovic, ritenuto il suo principale complice. La condanna appunto questa mattina da parte del giudice Enrico Ciampaglia del Tribunale Monocratico di Venezia. Nella requisitoria l'accusa rappresentata dal PM Gasparini aveva chiesto 3 anni e 6 mesi. Il Tribunale ha inoltre respinto i patteggiamenti, ritenendo la pena incongrua degli altri 3 imputati membri della banda. Le difese hanno parlato di una decisione mediatica, visto la risonanza che ha avuto a livello mondiale questo maxi furto. I 5 componenti della banda sono i responsabili del furto avvenuto, lo ricordiamo, all'ultimo giorno di apertura della mostra I tesori del Mogul e del Maharaja. Furto preceduto da 2 tentativi relativi agli stessi gioielli avvenuti nei giorni precedenti, cioè il 30 dicembre e il 2 gennaio sempre dello scorso anno. Per maggiori dettagli naturalmente vi forniremo tutti i particolari nel corso dell'edizione del TG della sera. Per il momento da Venezia è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. Ancora la cronaca giudiziaria con un cittadino marocchino nel Trevigiano a processo per aver reso la vita della moglie un inferno. Picchiata, costretta ad abbandonare gli studi, frequentare solo le persone della famiglia, vestire in abiti tradizionali leggeri anche se era pieno inverno, quando camminava per strada doveva tenere lo sguardo abbassato a terra, una vita completamente sottomessa al marito fanatico dell'Islam, quella a cui era obbligata una giovane marocchina che alla fine ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Le indagini hanno ora portato al processo dell'uomo marocchino di 39 anni residente nel Monte Bellunese. Le accuse sono di maltrattamenti e violenza sessuale. Il marito infatti avrebbe picchiato la moglie anche quando era incinta, costringendola a rapporti sessuali anche quando lei, proprio per la gravidanza, non voleva. I fatti risalgono ad un periodo che va dal novembre del 2016 al febbraio del 2017, quando la giovane, dopo aver partorito, ha finalmente deciso di denunciare il marito.
Il processo è stato rinviato al prossimo febbraio. Adesso invece torniamo a parlare del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. Se al referendum vincesse il sì, ricordiamo è il 1° dicembre, è stato fissato come data, non si tratterebbe però del primo caso di separazione amministrativa a Venezia. Esattamente 20 anni fa, infatti, Cavallino Treporti scelse la via dell'indipendenza da Venezia con un referendum da cui oggi non tornerebbe indietro. Sentite il sindaco. Cavallino Treporti quest'anno festeggia il 20ennale della sua Costituzione. 20 anni ben portati. Ogni 4 luglio gli Stati Uniti d'America festeggiano l'indipendenza dal Regno d'Inghilterra con parate e fuochi d'artificio. A Cavallino Treporti non arrivano a tanto, ma il 13 dicembre, data del referendum che l'ha reso un comune autonomo da Venezia, rimane comunque un momento importante, soprattutto ora che di quella data ricorre il 20ennale. E col referendum per la separazione tra Venezia e Mestre alle porte, questa cittadina di 13.500 abitanti sulla penisola che separa la laguna nord dal mare Adriatico è anche l'esempio concreto di una scelta da cui oggi nessuno tornerebbe indietro. Abbiamo una struttura oggi consolidata, amministrativa, tecnica, abbiamo un comune che oggi ha consolidato le proprie radici, abbiamo un comune che sta crescendo in termini di identità culturale, in termini anche di economia, abbiamo dei primati, delle eccellenze importanti e quindi siamo fieri di avere il comune autonomo. Sotto Venezia, Cavallino Treporti, secondo Roberta Nesto, aveva servizi sottodimensionati per le proprie esigenze, si trattasse di strutture amministrative o di polizia locale. Oggi il comune conta 75 dipendenti, meno di altri paesi con le stesse dimensioni, ma sufficienti a garantire servizi migliori a prima. Ritengo che rispetto a quello che eravamo quartiere del Comune di Venezia, oggi si possa pensare che un comune che ha un'eccellenza, la seconda spiaggia d'Italia, sia doveroso che abbia anche una struttura amministrativa e politica. Ovviamente abbiamo ancora una pendenza importante, Venezia non ci ha dato quello che ci spetta per quanto riguarda la divisione patrimoniale, stiamo lottando e continueremo a lottare anche per questo. Il futuro è sicuramente quello di coordinarsi con gli altri comuni, ma avere una struttura autonoma propria. E poi c'è un'altra invece idea completamente opposta alla separazione, cioè la fusione, e secondo la CGIL, almeno nella Marca trevigiana, la fusione sarebbe necessaria per dare ai cittadini più servizi e far pagare meno tasse. La fusione tra tanti piccoli comuni, ridurre secondo la CGIL da 94 a 30 i comuni della Marca. Noi pensiamo che devono cominciare a mettersi insieme i comuni a 2, perché abbiamo visto che quando provano a farlo in 3-4 alla fine diventa sempre complicato. Se si cominciasse su questo processo con comuni che hanno situazioni con termini molto uniformi, noi potremmo arrivare nei prossimi 3-4 anni ad avere tra i 50 e i 60 comuni. Fatto questo si può provare a fare un'ulteriore aggregazione, perché l'ottimale sarebbe avere una trentina di comuni. Fondersi sulla scia di Crespano e Paderno per dare valore aggiunto alla comunità che ora paga anche meno tasse, della serie l'unione fa la forza. Si è ridotta la pressione fiscale perché si sono applicate le aliquote più basse esistenti nei 2 comuni, cioè per dirla con una battuta pagano meno e hanno di più. E quanto emerge del report del sindacato si chiama indice di sensibilità sociale. Significa quanto raccolgono e spendono i comuni nel sociale analizzando vari fattori quali istruzione, cultura, politiche giovanili, sport, tempo libero, trasporti, edilizia abitativa, tutela della salute, famiglia e disagi sociosanitari. Il dato è confortante, evidenzia come i territori della Marca siano sopra la media. Nel 2018 nel Trevigiano, su una spesa corrente di oltre 400.000 euro, la metà, pari a oltre 200.000 euro, risulta investita nel sociale, con il capoluogo che con il 50,2% di investimenti supera di un punto la media della sostenibilità sociale provinciale. Restano le eccezioni, è il caso di Refrontola ad esempio, che rispetto a una spesa media di 237 euro ha sostenuto una spesa pro capite di ben 346 euro, spalmato sugli oltre 1.700 abitanti. Se per esempio ci sono dei minori che non hanno famiglia vanno a carico del comune, se ci sono degli anziani che devono andare in casa di riposo e non hanno i soldi sufficienti per pagarsi la retta deve intervenire il comune. Da qui la lungimiranza del sindacato. L'aggregazione migliore in assoluto è la fusione.
Adesso a Chioggia, cambiamo argomento, ci sono 200 famiglie che iniziano a tirare un sospiro di sollievo. Sono i residenti dell'area del Lusenzo che, ricorderete, abbiamo raccontato con diversi servizi da Venezia, per una questione burocratica si erano visti recapitare dal demanio cartelle esattoriali per migliaia di euro, se non addirittura avvisi di esproprio. Vediamo come si sta sviluppando questa situazione. Tante famiglie che hanno vissuto gli ultimi anni col fiato sospeso possono iniziare a guardare al futuro con più ottimismo. Si tratta dei residenti nell'area del Lusenzo a Sottomarina che vivono in immobili demaniali, che per motivi burocratici si erano visti recapitare dal demanio cartelle esattoriali per migliaia di euro, se non addirittura avvisi di esproprio. Storie che vi avevamo raccontato nei nostri telegiornali di questa estate, come quella di Erostiozzo, che si era visto recapitare una sanzione di 250.000 euro da parte dell'Agenzia delle Entrate. In queste ore ha firmato lo sblocco per la problematica di Riva Lusenzo nel comune di Chioggia, che vedeva coinvolte 200 famiglie che rischiavano di perdere la propria casa. Nelle prossime settimane il Senato finalmente porterà avanti un provvedimento legislativo attraverso la Commissione Finanze che risolverà per sempre questa annosa problematica e darà respiro, libererà da questo gravissimo incubo queste 200 famiglie. Con la firma del ministro D'Incà sul documento che trasferisce in sede deliberante al Senato il provvedimento bloccato da quest'estate in Commissione Finanze, le richieste esattoriali pervenute dal demanio nei confronti dei proprietari degli immobili vanno verso la sospensione. Soddisfatta Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, che aveva interessato della questione il Consiglio regionale del Veneto, in un asse da Venezia a Roma che sembra ora sul punto di chiudere per sempre questo capitolo. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo in montagna a parlare del lupo. Rieccoci in studio, in diretta, dicevamo, proviamo a parlare del lupo, le predazioni continuano, i timori anche. Nel prossimo servizio l'analisi tecnica di un veterinario, la rabbia che resta costante degli allevatori e anche la presa di posizione di Confagricoltura. Dopo la prima operazione non si vive più tranquillamente. Allevatori hobbisti sono sul piede di guerra, ma la loro battaglia finora è lettera morta. La convivenza in provincia di Belluno non è possibile e si rischia l'estinzione degli allevatori in provincia di Belluno. Qui c'è una responsabilità molto grossa da parte del Ministero dell'Ambiente che non vuole uscire dalla logica di contenere questo fenomeno. A Bolzano, per salvaguardare l'economia zootecnica, la provincia autonoma in solitaria ha ingaggiato un duro scontro con i poteri centrali e la Corte Costituzionale di recente le ha dato ragione, perciò al primo danno il lupo potrebbe venire immediatamente allontanato e eliminato. Nel bellunese il lupo si sta avvicinando troppo all'uomo, lo dice il veterinario Luca Paoletti, che mette in guardia dal possibile ritorno del virus della rabbia e che osserva come nella maggioranza dei casi le predazioni rilevate sono state per gioco e non per fame. Chi ci dice che un domani non giocheranno con l'uomo non avendone paura? Quanto ai sistemi di protezione, Paoletti spiega come i pastori maremmani stiano creando più disagio che beneficio ai pastori multati per le aggressioni a animali e a persone. Discorso a parte, meritano le recinzioni. Le recinzioni, come sono state concepite, sono un'assurdità. Ma è logico, sono state concepite da degli incompetenti. Una buona recinzione, dice Paoletti, dovrebbe avere una linea di almeno 12.000 volte, quelle previste da 3.000 non servono a nulla. Ora si tratta di trovare una soluzione che permetta la tutela di questo territorio secondo le caratteristiche del territorio e la salvaguardia di un animale selvatico che non è tipico di questa zona e che però il Ministero dell'Ambiente con forza ritiene di non dover togliere da queste zone. E adesso la disavventura per un cane da caccia salvato dai Vigili del Fuoco a Bagnoli di Sopra, siamo nel Padovano. Una passeggiata tra le campagne di Bagnoli di Sopra che si poteva trasformare in tragedia. Lord, un cane da caccia di razza Breton, mentre era a spasso con il suo padrone, è caduto giovedì mattina in un pozzetto dell'acqua pluviale, finendo in una condotta interrata e bloccata da una grata. Il cane, forse attirato da un animaletto, si è infilato in un buco della rete dell'ex base missilistica, cadendo poi in un pozzo di uno scarico pluviale. Lord è riuscito a percorrere i circa 20 metri del tubo interrato, arrivando alla fine della condotta, sbarrata però da una grata di ferro. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre un'ora per toglierla e liberare il cane. Lord non sembra però aver sofferto troppo. Una volta libero, infatti, ha subito ripreso a scodinzolare ai pompieri che l'hanno salvato.
Anche i campanili hanno bisogno di restauro, accade a Breda di Piave, siamo nel Trevigiano, c'è stato un sopralluogo qualche giorno fa, la buona notizia è che per Natale la comunità riavrà il suo campanile. È uno dei campanili più alti della nostra diocesi, della provincia di Treviso. Da intorno, anche a 10 km di distanza, lo si vede. 63 metri, come un palazzo di 20 piani. Il restauro del campanile della chiesa parrocchiale di Breda di Piave, che dovrebbe essere completato per fine novembre, ha comportato non poche difficoltà, prima tra tutte proprio l'altezza. Scarsa manutenzione e le vibrazioni causate dai rintocchi delle campane hanno reso necessario un intervento da 120.000 euro finanziati grazie all'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È identitario, ci troviamo nella linea del Lungo Piave, è una delle ricostruzioni post-belliche più importanti dell'architetto Candiani e poi ricorda il dolore e la sofferenza di queste popolazioni che ancora oggi viene rimembrata proprio da un suono particolare alle ore 21. Il rintocco delle campane ricordano appunto i vari caduti della guerra. A livello economico anche il Comune vuol fare la sua parte e chiede anche a famiglie e aziende di donare quanto possono per partecipare alla spesa, anche perché lo stesso campanile è sorto grazie al contributo di tutti. È stato costruito anche con materiale recuperato nei bunker del Piave ed era quindi mattoni che ancora portano i segni di quella guerra che si sono potuti riscontrare nel restauro. Intervento che ne ha risolto le criticità statiche e lo ha dotato di strumentazioni decisamente più moderne. E anche quella, diciamo, di studiare con la ditta che poi rimonta alle campane eccetera, tutto il sistema del castello nuovo che diciamo ridurrà quasi a zero le vibrazioni al momento del funzionamento della campana. Un veloce sguardo allo sport prima di salutarci, perché ieri è andata in scena l'esordio sia per la Reyer Venezia ma soprattutto perché era atteso da anni della De Longhi Treviso Basket. Vediamo le immagini, avete visto anche le immagini della stretta di mano tra coach Menetti e Ettore Messina, che tornava a Treviso da avversario alla guida di Milano. Ebbene, Treviso ha retto per un tempo, dopo la festa iniziale ovviamente con i tifosi, un palaverde tutto esaurito, poi è emersa la potenza e la forza di Milano, che è una delle grandi favorite per lo scudetto. La vittoria è andata a Milano per 75-53, quindi una prima duro assaggio di Serie A per la De Longhi Treviso, che però ha fatto vedere, almeno nel primo tempo, di avere le carte in regola per una stagione che quantomeno potrebbe essere tranquilla. E poi dicevamo Venezia invece che ha battuto Trieste per 78-73 nel derby del nord-est. Questa sera ovviamente tutti i servizi e le voci dei protagonisti. Siamo in chiusura, allora vi ricordo intanto il sondaggio con il quale abbiamo iniziato questo telegiornale, ovviamente dedicato ai Fridays for Future, alle marcia per il clima che ha visto scendere in strada migliaia di persone oggi in tutto il Veneto. Vi chiediamo, in marcia per il clima, giusto protestare, giusto scendere in strada? 0422 162 6691 se la vostra risposta è sì, 0422 162 6690 se invece per voi non ha senso scendere in strada, non è questo il modo per cambiare le cose, le diverse opinioni vostre, insomma, un sì o un no. Lo squillo come sempre è gratuito, anche se troverete occupato sappiate che, non preoccupatevi, sappiate che il vostro voto viene registrato automaticamente. Continueremo questo sondaggio, quindi continuate a chiamare anche dopo il telegiornale e continueremo questa sera, vedremo l'esito del sondaggio poi nel corso del telegiornale di Treviso, alla fine del telegiornale di Treviso. A 20:10 questa sera si parlerà anche di questo, anche del Fridays for Future, ma parleremo anche di gioco d'azzardo e della situazione politica con il senatore Giovanni Endrizzi del Movimento 5 Stelle e con l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Ancora bel tempo sul nostro territorio, la giornata di venerdì 27 settembre sarà all'insegna del sole. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo asciutto e stabile, sarà infatti ampiamente soleggiato dappertutto, il cielo
si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche foschia mattutina sulle pianure del Rodigino. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 25 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti il bel tempo a dominare, il cielo sarà poco nuvoloso, qualche addensamento solamente sui monti ma senza piogge. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese tra 22 e 23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo una giornata soleggiata ovunque e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Vediamo infine le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, le massime invece tra i 25 e i 26 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.